momento di innevamento che è andato a sovrapporsi a quello storico di questo inverno, e ha provocato degli stacchi durante il percorso che questi sciatori hanno deciso di affrontare. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma paura e apprensione sono state notevoli verso le 11:30 quando è giunta una segnalazione alla Sores di una valanga a Sella Nevea. Subito sono stati mobilitati i tecnici della stazione di Cave del Predil, del Soccorso Alpino, Guardia di Finanza, unità cinofile, 3 elicotteri, 2 dell'Elisoccorso regionale e 1 con il dispositivo per la ricerca di sepolti da valanga. Dalle prime informazioni sembrava ci fossero delle persone rimaste sotto. Si è scoperto poi che le persone in questione erano 2 uomini di nazionalità slovena di 33 e 59 anni. Si trovavano sotto il monte Bilapec quando sono stati travolti da un distaccamento di neve al centro del canale che sale verso Sella Ursic. Uno dei 2 è stato trascinato per un centinaio di metri. Ha avuto la lucidità di attivare l'airbag antivalanga, che gli ha permesso, nonostante fosse stato sepolto dalla neve, di essere rintracciabile dal compagno di escursione, il quale lo ha localizzato e ha scavato per tirarlo fuori. I 2, abbandonati gli sci, hanno poi raggiunto il rifugio Gilberti, dove il personale sanitario li ha presi in carico. Non ci sono stati ricoveri. Il percorso è molto battuto dagli sci alpinisti. Il sindaco di Chiusaforte, Fuccaro, ricorda l'importanza di consultare e prendere in considerazione il bollettino valanghe che per la giornata dava rischio marcato. Questi bollettini, queste forme di informazione vadano seguiti perché primo sono tecnici e sono frutto di elaborazione di dati anche oggettivi, matematici, ed esprimono un'aspettativa di tutela di chi frequenta la montagna. Devo anche rimarcare l'aspettativa che ci sia l'estrema prudenza, perché non lo dico io, ma lo ha detto la storia: la montagna ti accoglie ma non ti perdona.